Buonasera, ben trovati con le notizie del telegiornale del Veneto. Falda dell'acqua inquinata al punto da non essere più possibile la bonifica. Sarebbe un grave caso di inquinamento industriale, quello che ha indotto la procura di Bassano del Grappa a mettere sotto sequestro un'azienda di Rosà, nel Vicentino. Produceva solventi e vernici e l'area non è nuova a casi del genere. L'inviato Massimo Zennaro. Azienda sotto sequestro per ordine della procura di Bassano del Grappa, la OV di Rosà nel Vicentino è chiusa, ma fino ad alcuni anni fa produceva solventi e vernici. Dietro questi cancelli decine di vasche e serbatoi interrati che erano destinati a contenere i solventi chimici. Secondo l'ARPAB una struttura assolutamente inidonea alle perdite avrebbero contaminato le falde acquifere sottostanti. Trielina, benzene, tetracloroetilene, toluene, sostanze tossiche che hanno inquinato le riserve d'acqua. Sentivo gli odori come di sprutarsi, fastidio. Sì, gli odori si sentiva dirimente così, specialmente alla sera si sentiva parecchio odori. Pesanti? Sì, diciamo di sì. Cioè qualche piccolo mal di testa era dovuto anche forse a... Ora la OV deve bonificare, ma la falda ormai è inquinata. Questo però non è l'unico caso scoperto in questa zona tra le province di Padova e Vicenza. A 200 metri c'è la Galvanica PM, responsabile di un inquinamento da cromo esavalente. A far scoppiare il caso la denuncia di Gabriella Milani. L'acqua del pozzo provocava delle strane scoriazioni alla pelle. Le analisi hanno confermato la presenza in enormi quantità di una sostanza in grado di modificare il DNA, il cromo esavalente. E l'acqua inquinata aveva degli effetti anche sulla vegetazione, come su queste margherite. Ora la magistratura sta indagando per i danni all'ambiente, ma anche per una quindicina di morti tra i dipendenti dell'azienda.